e mi diceva Vicenza è casa, e io non ero molto convinta e devo dire che adesso posso solo dire, alzare gli occhi al cielo e dire avevi proprio ragione, questa è proprio casa. E ricambiando l'abbraccio e il calore che i vicentini hanno sempre manifestato nei confronti dell'indimenticato campione Paolo Rossi, cittadino onorario del capoluogo berico, che sua moglie ha inaugurato l'area che da oggi si chiama Largo Paolo Rossi 9. Questo largo davanti allo stadio dove Paolo è cresciuto, è diventato Paolo Rossi, è diventato anche Pablito, perché da qui poi è andato in nazionale, sicuramente è una cosa che lui avrebbe apprezzato molto. Ma a memoria del calciatore, scomparso a dicembre scorso, anche l'assegnazione del 57° premio Basilica Palladiana per essere stato un ambasciatore della vicentinità e della semplicità. Lui che pur con il mondo ai suoi piedi, si legge nelle motivazioni, cercò di non calpestarlo. Unire anche questo premio al nome di Paolo sarà sicuramente un altro tassello importante della sua vita e della nostra vita. La decisione di dedicare al campione, toscano di nascita ma adottato negli anni d'oro dal calcio vicentino, è stata presa dall'amministrazione comunale e dalla società Lanerossi Vicenza. Speriamo che questa diventi un'area importante della città, un'area di ricordo della sua figura, un'area di aggregazione, un'area di sorriso che era la caratteristica fondamentale di Paolo. E nell'estate 2022 prenderà il via l'intervento di riqualificazione di tutto il piazzale in onore del bomber. Un'opera importante, 250.000 euro di ripristino dell'area, di messa in sicurezza, di pulizia, una nuova pavimentazione con delle sedute e sarà un punto di ritrovo naturalmente per i cittadini residenti ma anche in occasione delle partite. Un ricordo che come una pellicola destinata a diventare un documentario sul campione non spegne i riflettori sulla sua grandezza.